ma soprattutto a tutti coloro che così ci seguono costantemente con tanta partecipazione e affetto, a cui va il nostro sicuramente più caloroso e sentito grazie, perché quello che si crea è merito di queste sinergie che si mettono in campo, che riescono a dare un senso, una magia a questo tipo di eventi. Dicevamo proprio che questo impone un attento sguardo ad una realtà che, per quanto possa sembrare a primo acchito una realtà piuttosto amara, in realtà serba in sé ancora il germe di quei valori per cui ancora oggi vale la pena di lottare, valori che oggi si traducono sicuramente in quello che è il nostro progetto, un progetto da un titolo sicuramente evocativo, che è proprio Da qui all'eternità. E questo Da qui all'eternità sicuramente per noi rappresenta la somma di quello che vogliamo portare avanti, un messaggio che ci è stato lasciato in eredità dal nostro fondatore, che è Fabio Gianbruno, l'architetto Fabio Gianbruno, che è anima e artefice stesso dell'intero progetto. È un progetto che ha la volontà di fare una ricerca proprio sulla prevenzione, sul carcinoma intanto pancreatico, perché il male purtroppo che ha l'accezione di incurabilità proprio per il tipo di aggressività che ha, forse tra i mali più aggressivi, e che purtroppo che ci ha portato via Fabio. Ma Fabio vive con noi e appunto tutto quello che sono le sue idee, i suoi progetti oggi stanno prendendo sempre più forma e ci stanno portando, ci stanno accompagnando con il suo sorriso in questo percorso, un percorso chiaramente che vogliamo condividere con voi e che ci ha portato a guardare il panorama appunto scientifico, da questo si è affacciato appunto nella nostra scelta, nel nostro sguardo, il nostro sguardo si è posato sull'AISP. L'AISP, in quanto Associazione Italiana Studio del Pancreas, appunto si occupa nello specifico di condurre una ricerca su tutte le, sulle patologie, sulle problematiche legate alle patologie del pancreas. In specifico che vanta una anzianità pluritentennale, perché si è costituita nel 1974, ha una solidità, una qualità scientifica non comune. In tutto questo si sposa con anche una gran mole di progetti che ha portato avanti, sicuramente di elevato valore scientifico, cosa che è ben nota e viene fuori appunto durante il congresso nazionale che si tiene dal 18 al 20 settembre a Bologna. Un congresso dove noi vorremmo finalmente consegnare questi premi studio biennali che vanno ai giovani ricercatori italiani. Va ricordato che appunto la raccolta fondi va proprio in quella direzione. Proprio di questo, Mario, vorremmo dare notizie che ad oggi tutto questo è stato raggiunto, è stato conseguito. Siamo riusciti a istituire ben 5 premi studio annuali e quindi questo ci dà la forza e ci impone ancora di continuare in questo percorso con maggiore tenacia e con uno sguardo sempre più attento al panorama scientifico. In tutto questo vorrei dire ancora, spendo una parola sull'AISP, perché l'AISP ha, oltre a aver prodotto questa gran mole di studi multicentrici, ma si avvale anche di una rete sul territorio così vasta di centri omogenei sia per standard clinici che per approcci culturali, il che consente di poter fare una raccolta, un'analisi di una gran mole di dati proprio sulle patologie pancreatiche. E questo soprattutto con maggiore attenzione al carcinoma pancreatico, al quale l'AISP ha dedicato un'intera sezione del suo sito proprio a scopo divulgativo scientifico. Tra tanti progetti, quali sono quelli che noi abbiamo guardato con più attenzione? Proprio siccome noi abbiamo uno sguardo attento a quello che è la prevenzione, quella che è la diagnosi precoce rispetto a questa tipologia di male che purtroppo ha l'eccezione di incurabilità, però noi siamo fiduciosi che prima o poi qualcosa si muove nell'ambito della ricerca, per questo vogliamo sostenerla, perché non sempre le istituzioni in questo fanno questo tipo di percorso, non c'è un gran sì, l'applauso ci sta, sì. Un gran sostegno rispetto alla ricerca. Noi vorremmo
invece questo con il nostro contributo poterla portare avanti, per dare una speranza a tutti coloro che purtroppo si interfacciano ogni giorno con questo tipo di dramma, con questo tipo di male, e non è soltanto chiaramente il malato che arreca in sé la malattia, ma è tutto il contesto familiare, ed è per questo che noi vorremmo poi fare un salto di qualità di cui vi parlerò successivamente. Tra i tanti progetti, qual è quello che noi abbiamo prediletto? Sicuramente abbiamo puntato l'attenzione al progetto incentrato sulla ricerca del carcinoma pancreatico ed aggregazione familiare, perché è quello che realmente ci può dare, come dire, una prospettiva a lungo termine su quelle che possono essere le misure di prevenzione. E in questa direzione noi ci vorremmo muoverci e chiaramente sposare non soltanto questo tipo di protocolli terapeutici, che sicuramente sono validi perché comunque danno, come dire, una qualità, aiutano nella qualità della vita del malato, però vorremmo fare un passo in più e sostenere di più non solo il malato da un punto di vista clinico, ma sostenere la famiglia, che secondo me è anche l'aspetto peculiare del tipo di percorso che noi vorremmo oggi intraprendere con Arca. Detto questo vorrei dire un'altra cosa. Le ambizioni sono tante e peraltro insomma necessitano, come ho detto all'inizio, necessitano della partecipazione veramente di tutti, per cui quando si dice coinvolgere più persone possibili lo si fa perché insomma non è che dice a me non può toccare, abbiamo capito che se non c'è la giusta attenzione, se non c'è la giusta prevenzione, siamo tutti sotto questo cielo, come si suol dire, per cui fregarsene, non avere la giusta attenzione alle cose, io ritengo che sia un po', non dico da stupidi, ma quasi, è molto importante questo, è un aspetto che non va sottovalutato assolutamente. Assolutamente, e allora cosa ci siamo riproposti noi? Attraverso una carrellata di eventi che ci ha visto molto attivi, diciamo, riguardo a questo, nel creare connubio, sinergie tra arte, sport, musica, cultura e spettacolo, abbiamo proprio calcato diciamo, la scena qua ai Cantieri Culturali La Zisa con il nostro primo incontro, con il nostro primo evento proprio alle 3 navate, per poi passare al castello di Misilmeri. Castello del Misilmeri, poi siamo state all'Arena Magnace di Siracusa, una città che io amo perché io vivo in quella città, e per poi giungere all'Oratorio del Santissimo Salvatore, quindi dove si è conclusa la nostra prima stagione di eventi, quindi del 2013. E da qui ripartiamo. E da qui ripartiamo. Secondo ciclo. Esattamente. Bene così.